Allora, che c'è da ridere? è che ci riprendo a fare ridere. Allora, Anche lei. ci tengo a sottolineare una cosa, ragazzi. Come potete ben vedere, la comunicazione, soprattutto quella artistica, nasce sempre da un'esigenza. Libri, cinema, televisione, web sono tutti canali di espressione. L'espressione nasce sempre da un'esigenza di voler dire qualcosa. Se non c'è nulla che ci preme da dire, molto spesso faremmo bene a non parlare. Cioè, nel senso, la produzione, il prodotto finale deve essere sempre frutto dalla voglia di dire qualcosa, qualcosa che ci preme. In questo caso c'era tanta voglia di giocare e di stare insieme. Uno dei fattori principali della The Jackal attualmente è che noi continuiamo a giocare come quando eravamo bambini e abbiamo ancora l'esigenza di dire determinate cose. Quindi che sia un libro, che sia un film o che sia una canzone. Scusate, volevo introdurmi anche io. No, introduci, perché io poi parlo, cioè tu inserisci, magari ho finito, bastava canzone. fai una storia durante, dopo. Quindi è alla base di ogni produzione della The Jackal, ma credo di qualsiasi produzione artistica, l'esigenza di potersi esprimere. Fru, qual è la tua esigenza di espressione, per esempio? Per esempio, io, come ben sapete, io porto avanti questa mia teoria che la vita è fantastica, le persone sono una merda. Chiaro? No, grazie. È importante anche questo. Quindi la mia esigenza nasce da questo, la comunico nel mio lavoro. Ora semplicemente colgo la palla al balzo di Fabio per sottolineare appunto questo. Quando avete qualcosa da raccontare, con qualsiasi mezzo volete raccontarlo, che siano i video, oppure non so, se da voi c'è qualche musicista, sappiate che non lavorerete mai se fate musicisti, lo dico da ex musicista. Scrivete libri, l'importante è avere qualcosa da voler dire, qualcosa da dire. Sento l'esigenza di dover parlare, la comunico tramite un mezzo. Non sia mai una scusa, soprattutto. Come potete vedere, i primi carrelli erano su uno skateboard, quindi non lasciatevi mai influenzare dai mezzi come attenuante della mancanza di lavoro o come mancanza di volontà di fare qualcosa. Si può fare arte, si può scrivere, si può fare video anche con dei piccoli mezzi. L'unica cosa che non deve appunto mancare è l'esigenza di esprimere e la voglia di raccontare. Ne vedo un esempio di un nostro video che hanno visto in pochi. È un video in cui siamo nella Panda, io, Fabio e Ciro, e critichiamo una canzone sudamericana. Che non si sopporta, È un video un po' di nicchia, l'hanno visto, non so se l'avete mai sentito. Cantiamo un pezzo, come si chiamava? Bailando? Bailando? Il video di Despacito, per esempio, che è uno dei nostri video di maggior successo, è un video con una GoPro, che solo GoPro, poco più di un cellulare, una GoPro. Quindi però avevamo l'esigenza di dover dire questo pezzo è esprimere questo disagio. Posso dire tutte queste parolacce io? Non Guarda, però tu prima dici e poi chiedo permesso, quindi c'è qualcosa che non va, insomma. Abbiamo l'esigenza di comunicare una cosa, abbiamo scelto il linguaggio ironico, che è la nostra chiave di lettura preferita, e ci abbiamo fatto un video, è andato bene. Quindi tenete presente questa cosa, l'idea e la forza di voler comunicare è più forte di qualsiasi mezzo. E ora la smetto di dire cose serie perché è fuori dal mio personaggio. Dopodiché questo gioco è diventato anche un lavoro, quindi attualmente nelle nostre produzioni ancora ci confrontiamo sulle nostre esigenze, perché come sapete siamo più o meno coetanei. Poi nel tempo le esigenze sono cambiate e anche la richiesta di lavoro è cambiata, ma anche nei nostri prodotti un po' più commerciali esprimiamo sempre la ricerca di un'esigenza. Per esempio, come potete vedere dal prossimo video, arrivati alla soglia dei 30 anni si pone un quesito molto importante, che è quello della convivenza. Quindi anche in un prodotto commerciale noi proviamo ad esporre quelle che sono le nostre difficoltà a seconda dell'età che stiamo vivendo. Siete fidanzati, ragazzi, voi? Chi è fidanzato? Non lo fate mai. Chiedete scusa al mondo e alla vita e a voi stessi. Prego. E questa è la casa. Ok, sarò sincero. Quando ci ricolleghiamo al discorso di prima, dell'esigenza di raccontare qualcosa e del oddio, se dite meglio se parlo così? Dite sì, non... Grazie.
l'esigenza di dover raccontare qualcosa e poi renderla un lavoro. Il concetto è un video del genere noi lo avremmo fatto comunque, al di là del posizionamento di un prodotto al suo interno, comunque avremmo voluto raccontare questo dramma, questa tragedia dell'andare. Scusate, io lo vedo troppo negativamente, magari se voi siete coppie felici sappiate che vi state mentendo. Ma tu guardi tutto negativamente. Scusate. Per poi però andare ad unirci a quello che è il messaggio di un brand in particolare, in questo caso l'Erdammer, che voleva proprio comunicare il dover provare qualcosa di nuovo, se provi qualcosa di nuovo poi non riesci più a farne a meno, e quindi noi in questo modo siamo riusciti a rendere quello che era un video che noi avremmo fatto comunque un video branded e di renderlo un lavoro. E soprattutto bisogna sottolineare che voi guardate solo i volti dell'Ad Jackal, ma dietro l'Ad Jackal, insieme alla Ciao People e alla fanpage, c'è un lavoro enorme, ci sono tantissime figure che ci aiutano, c'è il direttore generale, l'organizzatore, Chiara Iovine, lei è Chiara, mia mamma però. Quindi c'è un'azienda vera e propria con tutte le figure di responsabilità. Un altro fattore importante dei video nel quale noi crediamo molto è la capacità di insegnamento. A me piace molto analizzare il fenomeno della risata, poiché secondo me ridere di qualcosa non è denigrazione, ma è condivisione. Spesso ridiamo quando l'attore o la situazione va a toccare qualcosa che ci appartiene molto, qualcosa in cui identificarci. A tal proposito, infatti, abbiamo cercato sempre di mettere all'interno dei nostri video anche dei contenuti culturali, poiché è importante, secondo noi, imparare attraverso il gioco. Molto spesso può essere vista come un'imposizione la cultura, soprattutto per i giovani. Invece giocando c'è una forma, i bambini... C'è lui che sta morendo probabilmente, c'è un ragazzo qui che sta pensando, mio Dio, quanto vorrei essere tutt'altro che qui. Prego. Come sapete, ad esempio, lo amo probabilmente, scusate. I bambini giocano attraverso l'imitazione, però l'imitazione è proprio lo strumento attraverso il quale noi conosciamo il mondo, quindi il gioco come strumento di cultura e di conoscenza del mondo. A tal proposito abbiamo, diciamo così, creato insieme al nostro flu l'esperto di cose, e c'è stata un'occasione, c'è stata un'occasione dove l'esperto di cose ha avuto il suo massimo splendore. Gianluca, ci vuoi parlare di questa esperienza? No, vediamola. Libri, cinema, tv e web sono solo delle forme lavorative, ognuna con un proprio linguaggio, ma resta di fatto l'esigenza di esprimere e di comunicare. Un esperimento molto carino che abbiamo cercato di fare è stato quello di influenzare un programma televisivo Rai. Ed era un nostro video, insomma, abbiamo creato una sorta di gioco fiction interazione nel prima, durante e dopo il Sanremo, ed è successo questo. Lettura, anche noi traiamo spunto tanto dalla lettura, poiché è una forma di immaginazione attiva, a differenza di quella che può essere la televisione, il cinema e il web, che è un tipo di percezione di un'immagine. Quindi noi guardiamo un video, tra virgolette, e lo subiamo. La lettura risulta essere l'unica forma di immaginazione attiva, cioè che forma il cervello a creare delle immagini. Quindi a mio modo di vedere non bisogna solamente subirle e percepirle come già un prodotto finito, ma la lettura in tal senso e leggere i diversi generi vi può aiutare in tal senso, perché anche il genere ha una comunicazione diversa, un tipo di immagini diverse, può arricchire la vostra fantasia, può arricchire il vostro linguaggio e la vostra capacità di creatività, e vi assicuro che può farlo qualsiasi mestiere voi decidiate di fare, non solamente in ambito artistico, ma la lettura sa dare, sono tante vite raccolte in piccoli libri, tante storie che possono darvi dei modelli al di là dei vostri, quindi possono ampliare la vostra personalità, il vostro carattere, e a volte anche darvi delle soluzioni che magari non immaginavate, perché sono punti di vista differenti. Quindi qualsiasi cosa, qualsiasi lavoro si faccia, la lettura risulta essere il modo migliore per ampliare la propria creatività e la propria personalità.
Wow, io non dirò mai niente di così intelligente, mi dispiace, quindi arrivederci. No, vabbè. Ci ho messo 2 mesi per scrivere questa cosa. Però io Non riuscivo più di casa. dopo il presente ti interrogavano e c'era quello che aveva studiato un sacco, tantissime, Sì, e poi e c'eri non tu. ero io. E poi c'eri tu. Non ero io. No, Poi però io leggete, ci devo ragazzi, anche... vogliamo anche sentire un po' voi, se vabbè. ci volete fare qualche domanda, se vogliamo parlare di qualcosa in particolare. Vorremmo dedicare veramente una parte di questo incontro non a parlare e subire, ma volevamo interagire un po' con voi, se ci sono delle domande, curiosità, se avete uno spunto di riflessione per parlare insieme. Siamo apposta per parlare con voi, se no facevamo un video, voi mandate e voi... E ce ne andiamo. E invece è importante per noi insomma interagire con voi. C'è qualcuno che ci vuole fare qualche domanda, che vuole qualche curiosità, insomma? Posso venire io col microfono a farvi la domanda? Vai, c'è la nostra Si fa la palletta palletta. Fru che scenderà tra di voi, insomma. No, ma se avete delle domande, avete delle domande? Chi è? Chi è? Alzasse Ha la detto mano. sì, ha detto sì, ha mentito. Prego, arrivo subito con le mie Prego. mosse da C'è valletta. anche No, la scusami, signora- ho prenotato. Arrivo subito, chiedo scusa, la vado per anzianità. Sì. Avete qualche progetto per il vostro prossimo video? Fabio, No. qualche progetto del tuo prossimo video? Allora, la accettato. pornografia. Sto scherzando. Scusate, io ho detto un sacco di cose sbagliate. Siamo signora. continuo a progettare, anzi mentre alcuni di noi scrivono dei video e li pensano, un'altra parte sta girando qualche altra cosa e un'altra ancora ne Per sta questo non girando siamo un'altra. tutti Siamo- qui oggi, perché se fossimo venuti tutti, cioè chi Per questo restava? non ci sono Alfredo, Ciro, perché stanno facendo altre cose, insomma. Però pensiamo video continuamente, perché c'è sempre l'esigenza di dire qualcosa che ci fa male. È bravissimo, io non me l'aspettavo. C'era un'altra domanda? Mi sono perso il colpo. Prego, subito. Ma no, questo è difficile, Fabio. Questa rispondi tu. Quando è che fate un quadro della situazione politica italiana? Vi prego. Ma Il premier, voglio il premier. Così che Fru andò via portando con sé il in microfono. realtà, no, Fru, Meno male che l'ho spento. vieni qua. Che Allora. palle stare qui. Ma in realtà nei nostri video non c'è mai vuole la risposta di Fru. Ah, la mia risposta? No, che io dovrei diventare premier, cazzo. Mamma mia, io ho delle Non dire ambizioni. parole. Ho delle ambizioni